che sia un'alleanza che abbiamo voluto per primi, proprio qua in Veneto, e poi ringraziamo Berlusconi e Salvini che l'hanno chiusa in fretta, però noi veneti abbiamo lavorato molto per averla perché ci credevamo, quindi è la prima alleanza che abbiamo presentato per ultima. Beh, ci sono un po' di novità, intanto c'è una cosa ferma, cioè che continua il buon governo di questi 5 anni con Forza Italia, con la Lega Nord e con Luca Zaia Presidente. Se l'abbiamo voluta sui progetti, è un programma che verrà presentato nei prossimi giorni naturalmente, i nostri candidati lo sottoscriveranno, nella lista di Forza Italia ci sono anche molte novità naturalmente perché abbiamo fatto le liste competitive in un cocktail di esperienza, ci sono 4 dei consigli regionali uscenti, 4 vengono ricandidati e molti nomi nuovi sia tra gli amministratori che nella società civile. Sicuramente una sfida al passo con i tempi, sappiamo benissimo il momento che sta vivendo il partito, ma io sono convinto che gli italiani come veneti nella maggioranza siano moderati, liberali e riformatori, sono i valori che io incarno facendo politica e li incarno in Forza Italia perché è un partito con queste caratteristiche. Quindi è una sfida difficile, però il risultato lo vediamo alla fine. Non abbiamo veramente parlato mai, come dicevamo prima, di poltrone e di posti, abbiamo parlato di progetti e di concretezza. Io credo che se questo è un modo strano di far politica, per me non lo è ed è questo. Ci si mette d'accordo, si fa un'alleanza per fare delle cose concrete per i veneti, perché i veneti questo ci stanno chiedendo, ma deve valere anche a livello nazionale questo schema e questo approccio alle cose e poi, finita la competizione, se si è vinto, e noi vinceremo questa sfida, e sono convinto che vinceremo questa sfida elettorale, sceglieremo le persone migliori per portare avanti i progetti.